né censure. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a questa puntata particolare speciale di Auto da Fè del giovedì, non la solita conversazione con Max Del Papa, ma come avevamo anticipato settimana scorsa, Max Del Papa intanto è qui con noi in studio. Buongiorno. Io lo ringrazio della sua presenza. Buongiorno Max, grazie davvero. A voi dell'invito. Avevamo commentato tempo fa un tuo bellissimo articolo che è uscito su Enzo Tortora e che poi riprenderemo magari alla fine, di quello che è il monologo che ci leggerai oggi in diretta, perché tu avevi già scritto tempo fa e si trova su Amazon facilissimamente. Nel post che trovate sulla pagina Facebook della radio c'è il link, il monologo è disponibile in tutti i formati su Amazon. Si tratta appunto di un monologo, di un testo che tu avevi scritto intitolato In difesa è la parola, monologo per Enzo Tortora, perché questo credo sia, e lo abbiamo già evidenziato, diciamo, sulla base dell'articolo che citavo prima e che è stato pubblicato su Nicola Porro, se non sbaglio, .it, o su Il Giornale, non mi ricordo, Il Giornale d'Italia, il giornale d'Italia.it. Ecco, quindi andatevelo a cercare l'articolo, ma lo citeremo anche alla fine. Avevamo già evidenziato come questo fosse uno dei casi più chiari e proprio paradossalmente per questo meno considerati, meno valutati negli anni a seguire e fino ad oggi, di mostruosità non solo giudiziaria, ma di infamità, direi, politica, forse prima ancora giornalistica, morale, etica e umana, perché è stato fatto proprio uno strazio di questo pover'uomo, perché era famoso, era importante, ma non era allineato. Allora io vorrei, prima di tutto, abbiamo recuperato, lo trovate anche su YouTube, una trasmissione Dentro la Notizia di Rete 4, dove prima di morire, qualche tempo prima di morire, Enzo Tortora ricordava come era andata quella giornata precedente e la giornata dell'arresto. Sono solo 2 o 3 minuti, ma mi sembra che come introduzione possano essere utili. Sono le parole di Enzo Tortora stesso nella sua casa di Milano, in via dei Piatti al numero 8. Tortora la raccontava così, erano la sera prima a una riunione per preparare una trasmissione a Roma. Sentite un po'. Ero in via Lucrezio, alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ANSA, anzi mi telefonò un collega, non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti. Insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse: qui c'è un'ANSA singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortora. Ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi, e ricordo quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte. Temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata. Facemmo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso. Dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con 2 negre. Dissero poi, anzi corressero, che non 2 negre, ma un negro era il mio compagno di tallamo, ma mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo. Anzi, dovrei precisare che io non ho mai fatto questioni di razza, soprattutto per il gentil sesso. Ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata. Nella notte, le 4:15 circa, intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti. Infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando, se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno.
i colpi diventarono più forti, e allora dissi chi è, intesi delle voci, mi alzai, ero in pigiama, aprii la porta, carabinieri mi dissero. E allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino. Feci appena a tempo a controllare sull'orologio. Carabinieri, e perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie. Io ricordo, ecco sì, avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava, e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito, e forse poi col corso del tempo rotto o smarrito. Bene, si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente come se volessero farci uscire chissà che cosa. Io non capivo che cosa cercate, niente, continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo. Non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi, direi, come se fossi stato sotto cloroformio. Mi dissero ci segua immediatamente. E che cosa devo fare? Non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Prenda un po' di roba, un po' di sì quanta, è quella che può servirle. Ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla Allora, con noi. già da questo si capisce che era tutto preparato, no? Ma lo si capisce ancora meglio dalle parole successive. Adesso per economia di tempo non le mandiamo in onda, ma Enzo Tortora racconta sbigottito, sotto cloroformio, non capisce cosa gli succede, non sa neanche di che cosa è accusato, preso dai carabinieri, dice c'è voluto un tempo infinito prima che mi portassero dove mi dovevano portare, e poi ho capito il perché. E tra l'altro la macchina che mi doveva portare era posizionata a una distanza enorme da dove mi hanno messo in un primo momento, no? Proprio per fargli fare la passerella con le manette, per fargli fare la passerella quando tutto era pronto, quando i nostri colleghi, questa bella parola che nel monologo capiremo che significato ha, i nostri colleghi giornalisti, fotografi, eccetera, erano pronti per fare il loro sporco o osceno lavoro, cioè di raffigurare il momento dell'arresto. Il Tortora in manette e gli fanno fare una camminata lunghissima. Era tutto preparato e uno si domanda perché, no? Ma adesso io finisco qui, lascio la parola a Max del Papa, voglio solo introdurlo con l'introduzione che tu hai usato per il tuo monologo, che ripeto è disponibile su Amazon in tutti i formati. Enzo Tortora, giornalista, conduttore, uomo di cultura, personaggio di grande dignità, dal carattere non facile, distrutto da una macchinazione infame, abbandonato da quasi tutti. E questo monologo l'hai scritto, Max, per ricordarlo e per ricordare, forse per scoprire, tu sottolinei, la sua storia allucinante, perché in effetti è così, molti non la conoscono veramente fino in fondo. Enzo Tortora rimane la più oscura, tetra, ingiusta delle tragedie individuali italiane. Una vita frantumata per la quale nessuno ha pagato. E questo monologo di Max, ce lo leggerà tra poco, vuole rendere coraggio e umilmente memoria alla figura di un uomo colto, mite, forte, dignitoso, oltre che un grande giornalista abbandonato da quasi tutti. Ma in controluce alle riflessioni la prospettiva si allarga a considerare l'ultimo estremo pensiero del detenuto. Estraneo ma non innocente, sottolineava Tortora. Enzo Tortora e le migliaia e migliaia di detenuti in attesa di giudizio, oggi come ieri, oggi più di ieri scaricati negli inferi carcerari, senza redenzione, senza speranza, da un potere privo di pietà. Un potere politico che avvicenda i suoi indulti e le sue promesse di una soluzione a un problema mai affrontato, come non è stato mai affrontato effettivamente il problema della responsabilità dei magistrati che compiono questi obbrobri e che si fanno strumento di questa infame macchinazione. A te la parola, Max, il tuo monologo. Si guarda intorno, inebetito, stupito. Si guarda intorno, guarda la gente che lo guarda, non più come un divo televisivo, ma come un animale condotto in gabbia. Si guarda intorno, non capisce, non ci crede. Poi abbassa gli occhi e comincia a morire. Io non ho colleghi. La parola collega l'ha inventata, credo, la mafia. Se qualche collega si fa per dire ha di che lamentarsi, non ha che rivolgersi a me per un chiarimento o al codice penale, come è diritto di chiunque. Ma ai ricatti della colleganza non cedo. Io dico la mia, contro e su chi mi pare. Ecco, questo stralcio suona così superbo, così sdegnoso, e invece nasconde una profonda, sottile verità, perché il giornalista ha da stare solo.
non è un mestiere gregario. Certo, si ha bisogno di aiuto, di amici, ma se si finisce per appartenere a una colleganza, a una scena, a una casta, allora ci si conformizza e non si funziona più. Il giornalista vero vive per il coraggio delle sue opinioni, anche quando costano care, anche quando costano conseguenze al vetriolo. Oggi la prosa si è fatta così sterile, difatti di giornalisti importanti, hai voglia di dire, non ce ne sono più. Non esiste più uno stile riconoscibile. Non si trova più chi abbia il coraggio di dire la mia contro e su chi mi pare. Casomai è tutto uno slalom. E quindi subentra una paura diversa, quella della mafia del pensiero. Il giornalista indiscutibile, l'intoccabile, è come un boss, ma è altra la paura che deve fare una voce, quella della sua solitudine, quella del suo coraggio. Indifesa è la parola, indifeso è chi la pronuncia, vulnerabile, inquieto ed inquietante. Quando Giorgio Gaber inizia a cantare che i borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più hanno i milioni, i borghesi sono tutti coglioni, Tortora lo mette alla berlina senza tanti complimenti, definendolo un abile fiutatore di climi, di accadimenti, di umori. Qualcuno deve avergli detto che era forse il caso, e per motivi di cassetta, di lasciare il Cerrutigino per Marcuse, di barattare la Torpedo Blu e i treni a go-go con le atmosfere assai più redditizie della conflittualità permanente o delle rivendicazioni operaie. Chiediamo scusa agli operai, naturalmente. Essere citati in uno spettacolo di porno canzonette sociologiche è mortificante. Comunque il signor Gaber, chitarra in spalla, si dedica da tempo a quel tipo di arte provocatoria, i suoi esegeti la definiscono così, che poi non è altro che vuoto terrorismo. L'importante è offendere, sputare, menar fendenti a tutti, borghesia, Stato, istituzioni, fede, questura, e più i bersagli sono grossi, più gli insulti devono essere sanguinosi e ripetibili. Tali da Epater le bourgeois, in omaggio alle orme del più vieto provincialismo, all'etica delle mezze calzette del progressismo. Ma sarebbe sbagliato prendere sul serio i canzonettari italiani. Sono, non a caso, i peggiori del mondo. Il signor Gaber sta attraversando un momento intellettualmente allarmante. Qualcuno deve avergli detto, e il guaio è che lui ci ha creduto, di essere un Prévert, un Georges Brassens, magari un poeta. Sarà opportuno ricordare ai nostri canzonettari, una specie di armata Brancaleone dell'inganno, che girato l'angolo di questo incredibile paese che per farsi sputare in faccia li paga ancora 1,5 milioni a serata, che nessuno proprio li conosce. Per loro no, tutto va bene, ecologia, Marx, cibi sofisticati, Dio, Vietnam. Si servono della parola Vietnam solo per far rima con gnam gnam. Ecco la verità. Insomma, cantando il signor Gaber non fa tutto sommato come Narciso della favola, che rispecchiare gigioneggiando se stesso. Non c'è più avido collezionista di lire nel mondo delle sette note di questo eroico Aedo che profetizza la fine della società usuraia, eccetera, eccetera. Ci crede il signor Gaber, anche i magri e gli allampanati rientrano pur sempre nella categoria dei coglioni. E quando Tortora andava di sciabola, polemizzava, non badava a spese, e questo è un passo discutibile nella migliore accezione del termine, e forse più importante per quello che contiene piuttosto che per quello che dice. Era difficile, era rischioso in quegli anni, inizio anni 70, a dare la paga ai nuovi fari della cultura popolare. Era difficile allora, lo è difficile oggi. Oggi al Vietnam si è sostituita Hamas o Gaza, ma il concetto è sempre lo stesso. Qui però c'è un'esigenza di linearità, di chiarezza. Il giornalista che dice la sua contro chi mi pare e con chi mi pare. Ecco, a quell'esigenza di pulizia, quell'ossessione di essere degno comunque davanti a chiunque, al Padre Eterno come all'ultimo dei suoi compagni di prigionia, ecco, Tortora non l'ha mai perduta, né nella prima né nella seconda vita, perché sai, ero liberale perché ho studiato, sono radicale perché ho capito. Qui c'è tutta la parabola drammatica di un uomo che ridefinisce le sue priorità alla luce della tragedia. E anche nella vita di mezzo, quando non esisteva, quando di lui restavano solo 2 mani fuori della grata, che cercavano di stringere l'aria. Sai, amore, ci voleva anche questa esperienza per scoprire che per il proprio vecchio si può provare amore infinito. Per 2 parole così, ballerina, avrei dato la vita. Ora le ho avute. Anche io per te ho un amore infinito.
Per te, per Gaiola e per mamma ho una stima e una riconoscenza che non so neppure dire. Che dirti, ballerina? Ci volevano le manette per scoprire che ci volevamo così bene? E allora ben vengano anche quelle. Sono vicende che fanno male, perché sono strazianti, punto e basta, perché magari sono capitate a qualcuno che sentivi vicino, sentivi di famiglia anche se non lo conoscevi, perché sono storie di morti annunciate, di ingiustizia irrimediabile, perché travolgono un personaggio famoso, un potente, ma mentre lo guardi affogare, sospetti che potrebbe succedere anche a te. Le leggi e poi le metti in vita quelle storie, le metti via perché le temi, ma ti chiamano, non smettono di chiamarti. La vicenda di Enzo Tortora fa più paura di tutte e infatti è stata rimossa, o meglio ne è stato fatto un simulacro. Un monumento a un'ingiustizia che però non viene precisata. Tortora, chi era costui? Se lo chiedi ai giovani delle scuole lo sanno poco e male. Uno delle Brigate Rosse, uno della mafia, uno dello sport. Lo confondono con altri volti, altri casi. Enzo Tortora, di cui resta il volto scavato e incredulo, è stato un liberale, sprezzante a volte, pronto a pagare il prezzo della sua libertà, insofferente di ogni militanza. Di cosa era accusato? Chiedetelo in giro nelle scuole, otterrete risposte sbalorditive, allarmanti. La memoria collettiva finisce lì, nell'oblio. La sua sofferenza ingiusta e abissale, lucida ed eroica, non smette di commuoverci. Fa star male, ma male davvero. E però consola quella dignità nel subirla, insieme a non accettarla, mai, neppure per un giorno, per un'ora, per un istante, mai fino all'ultimo respiro. Che un cittadino italiano, scrive Tortora ai lettori della Domenica del Corriere, debba marcire in carcere per mancanza di macchine da scrivere e di segretari al Palazzo di Giustizia, significa lo scempio dei diritti dell'uomo. La giustizia in Italia è peggio della Saub. Non ci sono solo scarafaggi nelle lenzuola dei malati, ci sono gli scarafaggi tra le pagine dei fascicoli. Può dire un medico a un malato grave: ripassi fra 3 anni? No. E allora perché può dirlo la giustizia? Già, perché? Che domande. Perché sì, perché è così, perché va così, perché possono e quindi lo fanno, perché non ci si può far niente, perché le cause stanno a monte, perché il problema è ben altro, perché ci sono 3 progetti di legge in commissione, perché non ce l'hanno fatto fare, perché la legislatura è caduta prima, perché è in atto un'offensiva contro la democrazia, perché io sono un perseguitato, io come Tortora, perché la magistratura è di parte, perché la magistratura è perseguitata, perché la politica è aggredita dal vento dell'antipolitica, perché andate a fanculo, perché c'è il regime, perché sono tutti ladri, perché sono in atto metodi antidemocratici, perché c'è un'altra festa seduti sul cesso con le teste di porco mentre arrivano puttane a frotte e i giornalisti intingono il biscotto. L'ultimatum che Pannella mi ha dato sabato a mezzanotte, e siamo già alla sua militanza radicale, al telefono, mi ha permesso di tornare a vivere. Comincio a respirare. Non è più la morte, il silenzio. Per me si è riaperta d'improvviso la speranza. E se questo grande problema va risolto con la provocazione invece che con il silenzio, ben venga Pannella e la sua candidatura. Non mi può fermare la filippica di persone che stimo, ma che non hanno mai conosciuto sulla loro pelle la galera. Io vivo questa tragedia e voglio che sia portata alla coscienza della gente. Quella che avevo definito una scorciatoia, oggi la considero l'unico modo per far riaffiorare il problema alla coscienza collettiva. Io non sono pentito se non di essere italiano. Io rivendico completamente, non dico il diritto di cambiare opinione, ma il diritto di essere nauseato fino all'indecenza, fino all'urlo, alla rabbia. O ti butti o ti buttano. E ringrazio Dio che mi chiamo Tortora. Ma sai quanta gente, scusate, purtroppo, ma sai quanta gente c'è quotidianamente triturata nell'anonimato? Che facciamo? Aspettiamo tutti? Oppure io prendo questa fiducia e me ne faccio carico? Tu una volta in carcere mi hai scritto: sei diventato un simbolo, devi fare il simbolo. E allora cosa intendi? Il simbolo morto o il simbolo vivo? Io adesso ho ripreso a respirare, a combattere. Tuo padre lo dovresti conoscere. La bonaccia non è il mio clima, preferisco la tempesta. Questa è una lotta dura, durissima,
per quel poco da vivere che mi resta, anche perché ho 55 anni e li ho compiuti in carcere, io intendo battermi fino all'ultimo. L'alternativa qual è? Che si continui a parlare ogni tanto del povero Tortora tra un gol della Juventus e gli interventi della Carrà? Ma gli ostaggi sono qui. Io ho sopportato l'ironia, il veleno, l'infamia, ma cosa vuoi che mi preoccupi questo tipo di polemica politica? Dico, accomodatevi in cella anche voi e dopo ne riparleremo. Provate. E poi come saranno dotti i vostri articoli, i vostri distinguo, come saranno saporite le vostre lezioni dopo 7 mesi di carcere. Credo che non esista bandiera più liberale di questa. I diritti civili. Allora, sono io che cambio bandiera o gli altri che hanno smesso di agitarla? Essere accalappiati come è successo a me può capitare a chiunque di noi. Mi diceva Sciascia giorni fa, stiamo vivendo un momento in cui essere colpevoli o innocenti è un fatto del tutto secondario. Se non trovate orwelliana questa considerazione, se non la trovate da brivido, allora fate voi. Qui mangiano la gente ancora viva, perché con la libertà ti tolgono la salute. È un tipo di cannibalismo che mi sembra francamente ripugnante, perché io la gente la guardo in faccia e guarderò in faccia anche i giudici, perché non ho nulla da temere o da nascondere assolutamente. Voglio avere questa opportunità che non è un grimaldello, ma una tribuna per arrivare alla gente. Mi hanno tolto tutto, l'attività, la salute, l'onore, voi. Io devo riprendere questo colloquio. Io vivo di fede pubblica, non sono un bancarottiere dell'onore. Devo riprendere il dialogo. La gente o mi crede o non mi crede. Bene, io punto sulla fiducia della gente. E se invece di dire Big Ben ha detto stop, io urlo l'Italia sta naufragando nella vergogna, penso che la gente mi crederà e farò di tutto perché mi creda, perché è la verità. E occorre dirla questa verità, ribadirla. Guardate che l'allarme è enorme. Mi è consentito o no, se portato sotto la bomba al cobalto, di gridare che non ho il cancro e neppure l'influenza? Non è un attentato alla scienza medica se dico io sono sano, rispetto alla giustizia, ne ho un'esigenza fondamentale, ne ho sete, ma questa non è giustizia. Dicono, ma il bilancio per amministrarla prevede lo 0,71% degli stanziamenti statali. Non si può fare di più con così pochi soldi. Ma perché? Questo non è un problema politico. C'è una frase che ricorre invariabilmente tra i politici quando uno finisce nei guai, di qualunque schieramento. Noi siamo garantisti, anche oggi. È una formula che sottintende questo. Mettiamoci d'accordo. La tua libertà ha un prezzo, oggi a te, domani a me. A buon rendere. Qualche impunito aggiunge, io sono come Tortora. Quante volte lo sentiamo. Ma nessuno fu garantista come Tortora, però. Neppure quando entrò nell'orbita della politica senza mai appartenerle. Fu criticata la sua scelta e fu criticata la scelta di rinunciare all'immunità, perché lui, a differenza di tanti eroi di oggi, rinunciò subito all'immunità. Quindi era lui la mela marcia e lo resta anche oggi. Essere garantisti non significa farla franca. Essere garantisti vuol dire ricordarsi che un paese, per essere democratico, deve poter contare su determinate garanzie di diritto. Vuol dire la legittima aspettativa di un processo in tempi brevi, di un giudice realmente terzo. Vuol dire nessun accanimento e una detenzione in caso di condanna compatibile con le esigenze della decenza. Questo vuol dire essere garantisti, non farla franca. Mi sta succedendo qualcosa di strano. Non ho più il tempo di aprire un libro. Me ne vergogno. Io che li ho amati moltissimo i libri, ne ho letti 1000 in galera. Credo però che quello che ho imparato dalla vita sia superiore a quello che imparerei rileggendo 10 volte 10 biblioteche. È strano, ma è così. Se per assurdo mi proponessero di tornare indietro, di tornare al giorno prima dell'arresto, ebbene rifiuterei. Oggi sono felice di aver vissuto, minuto per minuto, la mia terribile esperienza di carcerato. Non rinuncerei a un attimo di questa esperienza. Io ho aperto gli occhi, capite? Ora vedo e quello che vedo posso comunicarlo agli altri perché anche loro vedano e agiscano prima che lo Stato di diritto naufraghi definitivamente. No, non tornerei indietro. All'ignoranza non tornerei. Qui c'è il Tortora traumatizzato, già malato, che sublima il suo trauma nell'insofferenza, si costruisce un ribelle. Così lo Stato, il Moloch, il Leviatano, alleva in sé i suoi antagonisti per giusta causa.
Tortora nutre in sé la cultura dell'individuo, è un liberale individualista. Rifiuta di farsi fagocitare, si agita, lotta per quello che può, combatte con la sua parola in difesa, ma non rinuncia. Dilata la sua battaglia, capisce che non può più essere solo sua. Ha condiviso, ha spartito lo squallore e l'orrore, ha un altro punto di vista di colpo e non può prescinderne, si assume la responsabilità del dolore. Lui, uomo insofferente, che confidava nelle istituzioni, che aveva il culto delle istituzioni, è diventato un ribelle. Ad oltre 50 anni, l'uomo di spettacolo, l'uomo del successo, si cancella per iscriversi. La sua ultima tragica stagione è quella della sua più grande libertà, perfino nel buio di una cella. E da uomo libero spenderà questi ultimi anni e da uomo libero chiuderà la sua storia che non si chiude. Io trovo molto più onesti i ciclisti del Giro d'Italia che corrono con la scritta dentifricio X o pomata antiemorroidale Y o aperitivo Z, più loro che questi cialtroni dell'informazione, cialtroni, ripeto, che si affacciano leggendo delle veline che hanno scritto al piano di sopra. Ecco, è inutile protestare contro la Polonia quando manda sui teleschermi una divisa militare con speaker. Noi li abbiamo tutte le sere. Non sono in divisa militare, ma in divisa democristiana, comunista, socialista, repubblicana, socialdemocratica, perfino in divisa liberale, che è la suprema offesa. Divisa e liberale sono due termini che non vanno d'accordo. Ecco perché sono felicissimo di comunicare che anch'io disdetterò il canone entro il 31 dicembre. Disdettate anche voi, non succede niente, state tranquilli che non vi deportano, non vi mandano ancora per il momento a Lipari in soggiorno obbligato, ma gli rompiamo i coglioni. Occorre semplicemente rispondere con la stessa tattica. Loro dicono andiamo a rompere i coglioni ai lavoratori della fabbrica X. Noi andiamo a rompere i coglioni a loro signori che rompono i coglioni. Ecco, occorre soffermarsi brevemente su quest'ultimo concetto illuminante, rompere i coglioni. Un'attività che oggi, caro Giulio, appare più effervescente che mai, è tutto un rompere i coglioni, è tutto un provocare. Poi ci si accorge che è solo polverone, che è solo teatro. Per rompere i coglioni si rompono, ma a chi? L'informazione, l'opinione, la polemica sono circolari, sono autoreferenziali. I fanciulli che giocano ai giornalisti, i giornalisti che giocano ai fanciulli, i giornalisti influencer, che gran chiasso di parole, che irritano ma non turbano nessuno, non disturbano nessuno, passano e vanno, accompagnate all'oblio da un'altra risata amara. Le grandi campagne, le grandi battaglie, chi le fa più? Anche l'indignazione era nata assertivamente per un modo, come un modo per rompere i coglioni e per chiedere più moralità. È stata talmente svalutata questa indignazione che ce la siamo finita. È tutto un indignarsi per lasciare tutto come sta. Cose che non fanno più indignare nessuno, e se qualcuno per caso se ne indigna, è lui che rompe i coglioni. Ma che fai? Ma che dici? Hanno ricostruito perfino la faccia di personaggi come Fabrizio Corona, come Vanna Marchi. Ho visto detenuti che da 7-8 mesi erano in carcere e non avevano ancora incontrato il giudice per l'interrogatorio. Forse a voi questo pare normale. E io vi dico che un oltraggio così profondo per un uomo è così atroce da mettersi ai margini di una civiltà giuridica. Ho visto un vecchio di 85 anni, anzi di 84 per l'esattezza, buttato in galera perché 30 anni prima si erano dimenticati di calcolargli un anno di colonia penale. All'epoca ne aveva 54. Ci fu un grande imbarazzo, una grande solidarietà tra i detenuti. Io stesso mi recai dal giudice di sorveglianza per far presente quella che appariva una situazione incredibile, incredibile. Con molta calma fu provveduto. Entro un mese quel signore lasciò in carcere. E poi la lunghezza dei processi, le condizioni delle galere. Io sono stato 2 mesi in quella specie di rettilario umano che si chiama Regina Coeli, dove si vive ancora oggi in 16 per cella. Io ero fortunato perché eravamo soltanto in 7. Io ho passato là tutta l'estate con 40 gradi all'ombra e passa. Siete patronissimi di non credermi. Sono condizioni indecenti, sono condizioni inumane, sono condizioni iraniane. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo, vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore, qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free. Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Che parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, cioè la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse li liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina, chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico. Vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Dalla sentenza di primo grado. Vorrei soprattutto pulirmi davanti a lei, signor Presidente, da questa valanga ignobile di fango che da 2 anni si è scatenata contro di me, e dopo tante biografie immaginarie cercare, con pacatezza, ma con dolore e indignazione profondissimi, di dirle chi sono realmente, perché delle due l'una: o io ero il giornalista di successo, impegnato spasmodicamente nel suo lavoro, oppure ero il committente, il fattorino, non si capisce bene di che cosa, addirittura della droga. La prego di scusarmi, ma reggere di fronte a situazioni di questo tipo non è facile, non è semplice. Mi sono sempre battuto come giornalista esattamente contro le cose che questi signori mi imputano. Io rinnovo la mia ferma intenzione di vederli tutti qui, coloro che fanno il mio nome, i pazzi e i furbi, per essere abbastanza chiari. Questi pentiti hanno rimurginato cattiva letteratura fumettistica. Non sono mai stato un uomo di mondo, né so cosa voglia dire. Non so giocare a carte, per quanto bizzarro io possa apparire. Non ho mai frequentato una casa da gioco o un casinò. E da quasi 2 anni, signor Presidente, io vivo con il brivido e con il disgusto. Sarò stato a Napoli 20 volte in vita mia per motivi tutti rigorosamente di lavoro. La penultima per partecipare a una riunione al Maschio Angioino contro la camorra. Ho partecipato alle battaglie per la libertà delle radio e delle televisioni, non per le cosche. Sul pittore Margutti. Quel giorno mi trovavo negli studi di Antenna 3 non come presentatore, ma in quanto invitato all'ultimo minuto per sostituire un personaggio che non era venuto. E come avrei potuto fissare lì un appuntamento? Qualunque appuntamento, ma se avessi presentato la trasmissione non avrei potuto assentarmi, e soprattutto per recarmi nel retrobottega dell'emittente dove lavoravo e dove avevo il migliore ufficio. Quanto al pentito Melluso, è un uomo che uscirà di galera il 10 maggio del 2009 e oggi siamo nel 1984. Ha già fatto 4 tentativi di evasione. Questa, signor Presidente, è la 5ª volta che ci prova. Sull'agendina di tale Puca, quella che si è detto contenesse i suoi numeri telefonici. E bastava alzare il telefono e formulare questi numeri per accorgersi che non si trattava di me, ma faceva comodo in quel momento che fossero miei, e tutti pubblicavano: corrispondono a Tortora, ma si colgono a manciate, e la prego di perdonarmi se sono agitato, indignato, le contraddizioni di questo mosaico che crolla da tutte le parti. Ecco, io non so, mi pare di averle detto tutto col cuore in mano, quel poco di cuore che mi resta,
e con l'amarezza vera, signor Presidente, che da questa città, che era la città di mio padre, sia partita questa esplosione di fango che realmente non merito e nessuno in verità meriterebbe. Il PM Diego Marmo. Tortora vittima di una congiura, Tortora perseguitato dalla giustizia. Ma lo sapete, signori avvocati, che l'ultima persona che i giudici napoletani volevano portare in questa vicenda è proprio Enzo Tortora? E sapete perché Enzo Tortora in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza e più venivano fuori imponenti prove della sua colpevolezza. Questa è la verità. Il suo nome viene indicato da ben 15 pentiti di diversa estrazione criminale e sociale, ma convergenti nelle accuse. Possiamo dubitare di un dissociato, ma non di 15 che dichiarano le stesse cose. Il signor Tortora abbia il coraggio di dire che ha sbagliato e invochi clemenza. Sarebbe meglio per tutti. In difesa è la parola di Tortora contro quelle di Melluso, che si sta sposando in quel momento in una sontuosa cerimonia carceraria, testimoni, amici e giornalisti, e degli altri pentiti. Il giornalista e conduttore viene condannato a 10 anni e va a Strasburgo al Parlamento europeo. Signor Presidente, un augure potrebbe trarre gli auspici. Oggi è il 10 dicembre, giorno dedicato a celebrare i diritti dell'uomo. Ed era il 10 dicembre l'anno scorso quando, quasi presago, il Parlamento europeo vuole dare una risposta, apparentemente neutra, alla giustizia del mio paese. Sì, disse, ma non avrete mai l'autorizzazione ad arrestarlo prima della sentenza definitiva. Oggi dunque scelgo la via del carcere. E quali carceri in Italia sapeste, colleghi? Mentre avrei potuto continuare a coltivare l'onore di essere e operare per altri anni con voi, in attesa che giustizia fosse fatta, ma colpevole di essere innocente, condizione tipica e necessaria, come sappiamo di ogni vittima sacrificale, quando con rito barbaro una comunità vuole trasferire e colpire i propri demoni ulteriori, dando il corpo e il volto di un altro al proprio male, mi assumo la responsabilità di disobbedire. Ma disobbedisco per fedeltà ai miei ideali, a quelli del Partito Radicale che ho l'onore di presiedere, ai vostri, ai nostri. Ho deciso di dare corpo non già a un sacrificio in torbida convivenza con i miei persecutori, ma all'esigenza più urgente, più rigorosa di fare, di dire, di creare giustizia contro ogni violenza. Questa è la mia scelta. Non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera di coloro che hanno voluto mandarmici. L'immunità parlamentare ha un senso finché è qualcosa che si giustifica con la possibilità di farne a meno. Allora non è più un privilegio, ma è una facoltà. Se invece diventa automatismo, scelta obbligata, finale annunciato, se l'immunità diventa impunità, non ha più ragion d'essere. Ma siete matti? Ma che cazzo fate? Ma lo sapete cosa vuol dire andare a toccare i giudici? Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi ai segretari Radicale e Liberale, rispettivamente Giovanni Negri e Alfredo Biondi, che gli propongono un referendum sulla responsabilità civile dei giudici. Qui va a finire che mi mettono dentro a me, sbotta Bettino congedandoli. Si è poi visto che Craxi, cui non mancavano i difetti, aveva quantomeno il dono della preveggenza. La vicenda di Tortora, i giudici trovano mani libere, Presidente è uno dei loro, il loro capo, li difende a qualunque prezzo, come sempre, oltre ogni vergogna chiunque gli sia. Scandali epocali che finiscono in allegria, ieri come oggi. Un viluppo inquietante, a volte indecente, sarebbe questa la democrazia, caro amico? Questa sarebbe l'informazione che si definisce libera e indipendente? La vera ragione, la prima per cui il caso Tortora è meglio consegnarla all'oblio, è una sola ed è semplicissima. Quanto accaduto a lui potrebbe accadere a chiunque, anche oggi, da un momento all'altro, perché a distanza di più di 30 anni nessuno si è ripensato. È tutto così. Potrebbe succedere a chiunque anche oggi, alla faccia di tutte le chiacchiere virtuose. E siamo all'appello. Non sono venuto qui per poter fruire untuosamente di una riduzione di pena. Se sono colpevole, allora datemi 30 anni. Lei, PM Olivares,
Ha mai disposto accertamenti sui conti bancari? Ha mai fatto cercare una cassaforte capace di contenere queste centinaia di milioni proventi della mia debolezza? Ritengo un metodo di decimazione, non di civiltà giuridica. Il suo ragionamento rozzo e manicheo: o condannate Tortora o assolvete tutti. Io non sono stato un imputato da giudicare. In certi momenti, lo dico con un brivido, ho avuto la sensazione di essere stato un nemico da schiacciare, perché sin dal primo giorno questo debole ha osato urlare la propria innocenza. Ebbene, ho sentito dentro di sé che questo grido veniva frainteso per qualche altra cosa, per tracotanza. Denunciava la leggerezza, l'insipienza di un certo metodo giudiziario, perché quest'uomo debole ha osato farsi portavoce con la sua faccia, con la sua pelle, di centinaia di sconosciuti e disgraziati, perché questo debole ha osato con arroganza spogliarsi dei privilegi, nudo come tutti i cittadini, perché quest'uomo debole ha sconvolto le regole di un rito che vuole, che esige, che impone che un imputato, cosa importa se è innocente, sia o irriducibile o pentito. Ma si può essere anche irriducibilmente innocenti. Irriducibilmente innocenti! Signori della Corte, io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico: sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi nel dibattimento. Io sono innocente. Spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. E così Tortora colpiva per le cose che diceva giudici e telespettatori, ma ancor più per il tono con cui le diceva, per la voce. È una voce che anche quando vibra, quando esplode, quando si lamenta rimane sempre ferma, non trema, non esita, ed è la voce di un innocente, la voce di chi non inventa, di chi ha una verità da urlare, di chi è convinto delle sue ragioni, ed è una voce che non perde mai la bussola né la logica. È anche una voce rara che dopo Tortora si è persa. Qualcuno ha detto che anche Tortora faceva televisione, faceva il personaggio nel suo processo. Passarci. Ma se è così, allora vuol dire che quella voce era la stessa nella fortuna e nel dramma, che si rivolgeva con lo stesso tono a un tribunale che lo giudicava, a una platea che l'ascoltava e ai compagni di cella che non potevano fare né l'una né l'altra cosa. E perfino una platea ormai ridotta a un filo davanti alla morte che l'aspettava. Se questo significa recitare, andatelo a ascoltare e giudicatelo voi. Tortora viene assolto. Vorrei dire un grazie immenso a tutte le compagne e i compagni radicali, un grazie che se dovessi vivere 1000 vite non riuscirei mai a dire come meriterebbe per quanto avete fatto. Ma il mio pensiero va a coloro che ancora vivono angosce simili alla mia, e ce ne sono troppi in questo paese. La mia battaglia continuerà. Questa è soltanto una tappa incredibile e felice. Noi non abbiamo mai attaccato i magistrati, noi abbiamo difeso i magistrati onesti, e oggi abbiamo avuto la dimostrazione, per me più bella, che anche a Napoli esistono magistrati onesti e probi. Napoli dovrà cancellare pagine tremende. Mi auguro che il caso Tortora possa essere un ammonimento per tutti. Magistrati onesti ce ne sono, giornalisti onesti ce ne sono, cittadini che finalmente avranno compreso che la nostra battaglia non era senza senso. Questa battaglia io l'ho fatta per difendere uomini che non si chiamano Tortora. Il partito ha impostato una battaglia dura ma rispettosa, e i compagni hanno fatto cose meravigliose. Il mio pensiero torna alla memoria di mio padre napoletano. Ho un debito con lui. Dovrò andare un giorno a Napoli a prendere dei fiori dalla terra dove nacque e portarli laddove ha aspettato, a Genova, nel Camposanto di Staglieno. Ho aspettato, ne sono persuaso, perché lo amavo molto, con vergogna, con umiliazione, ma con fiducia. Non posso dire altro. Vi abbraccio, vi abbraccio, vi abbraccio. E quei referendum, quella speranza, quell'orgoglio, quella fatica e quel dolore, che fine hanno fatto? A Giorgio Bocca in un'intervista successiva: potrei esibirle le mie cartelle delle tasse, perché io ero tra quei coglioni che pagavano perfino le tasse. Ero un uomo di spettacolo. Tutto questo non soltanto è mancato, ma è diventato cenere, come la mia dignità, il mio viso, la mia immagine. Eppure da quella cenere ha saputo rinascere, malato, diverso, ma non domo. Possiamo dirlo, un galantuomo, una parola che oggi è desueta, ha perso il suo senso. Niente può spegnere la dignità di un galantuomo.
Arrivano le motivazioni. 574 fogli da tiro scritti dal giudice Morello, che denuncia la ricerca di scorciatoie nella prassi giudiziaria, allo scopo di chiudere presto e senza rischi processuali il caso. Con i suoi colleghi napoletani è durissimo. È necessario, osserva, che il giudice ritrovi le regole perdute e le rispetti sempre e comunque, specie oggi che la tradizionale paura di giudicare sia affiancata alla paura di essere giudicati, ed entrambe queste paure sembrano aver superato la soglia del fisiologico. Il giudice è in taluni casi sempre meno giudice, sempre più parte. Si sovraccarica dei più gravi problemi la cui soluzione spetta allo Stato, e lui, nel vuoto di intervento, fa supplenza. Il magistrato oggi lotta contro determinati fenomeni sociali, mentre il suo unico compito è quello di giudicarli. Da questo malcostume nasce l'abbassamento del livello delle regole del gioco. Siamo a più di 30 anni fa. Qui di logica è sempre sembrato essercene assai poca, fino alla sentenza definitiva. E quando non c'è logica si arriva a Kafka, si arriva a Corte d'Appello di Simenon, si arriva all'incubo che riconosce se stesso ma non lo sa spiegare e non ne sa evadere. L'incubo che consuma, che corrode, che fa impazzire. E Tortora comincia a morire. Ed è malato. E la sua voce è malata. Scusate, ma all'inferno si impara anche a piangere. Le mie notti sono ancora agitate dagli incubi. Come quando ero in cella, mi sveglio di soprassalto, urlando, sudato, Napoli, Napoli! E non riesco a prendere sonno. Ho combattuto contro la pazzia e Dio solo sa come ne sia uscito senza danni irreparabili. Ma vecchio adesso io sono soprattutto nella mente. Questa esperienza purtroppo mi ha fermamente convinto che l'animale più feroce è l'uomo. Prima pensavo che ce ne fossero di più feroci, adesso onestamente no. Ma forse anche il più stupido, un cavallo rispetto a certi uomini e leopardi. Sì, mi sento provato, forse invecchiato è la parola giusta. Conosco una nuova scala di valori, dopo una tale enormità. Ho una visione più nitida e pacata delle cose. Vedo tutto, specie certi problemucci della quotidianità, con l'animo di uno che esce da un cataclisma e a cui parlano del graffio di un'utilitaria. È una virtù? No, non lo è. Si conquista a un prezzo troppo caro. È solo una condizione diversa. È una catarsi, non è mai senza un prezzo. Anzi, ne impone di salatissimi, di definitivi, che non mai si smettono di pagare. Il distacco da cose che di colpo appaiono piccole si conquista amputando troppe parti di sé. E infine si arriva a dire sono diverso, sono un altro, ma forse neppure conoscendoci più. A quel punto si naviga a vista, aggrappandoci come zattere a valori diversi in un mare diverso. Tutto è cambiato. La disperazione tiene compagnia. È vero, si passa per l'inferno e si guadagna un'altra coscienza, un'altra anima, ma il dolore ha vinto. Perché se è vero che al bene non c'è rimedio, questo vale anche per il male. Si può superare, ma il carico di sofferenza, quello rimane. Neppure la fede lo cancella, neppure un Dio lo risolve. Non lo rimuove dalla consapevolezza. La cicatrice resta, memore dell'orrore. Può non fare più male, ma a guardarla uno sgomento si riattizza in noi. Il male si può superare, ma non negare, non dimenticare. Ne hanno scritto Camus, Gombrowicz, Cioran e tanti, tanti altri, senza risposte. Siamo contenti di essere quelli che siamo adesso, qualunque cosa ci ritroviamo ad essere. Ma se ci chiedono se saremmo disposti a passare ancora tutto, rispondiamo di no. Nessuno accetta. La salvezza dell'uomo sta nel suo inganno. Non conosce il futuro, non può scamparlo. Sapendolo prima, quasi tutti ci uccideremmo. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me in questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai.
E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto. Un'altra cosa dovete consentirmi di aggiungere. Io sono qui, e lo so, per parlare a nome di chi parlare non può più. E sono molti, e sono troppi. E ora ricominciamo, proprio come facevamo una volta. E riparte l'ultima stagione di Portobello, ma non è più Portobello. È successo di tutto. Quando torna all'ultima ribalta, quando dice dove eravamo rimasti, Tortora è un uomo tornato dall'inferno, e dall'inferno si torna cambiati, irriconoscibili. Eppure restò liberale più di prima, perché la sua divenne una battaglia di libertà, non solo la sua. L'ultima intervista è quella che rilascia al testimone di Giuliano Ferrara, che gli ha dedicato tutta la puntata. Maxi processo contro la nuova camorra organizzata. È l'ultima partecipazione di Tortora e il destino che avvenga proprio su Rai 2, la rete dei suoi successi. In studio sono presenti anche Armando Olivares e Alessandro Criscuolo, i giudici che lo giudicavano, che lo accusavano. Al primo Tortora rinfaccia la sua condotta processuale. La sua voce è già un presagio di morte. Lei mi disse allora: ma sì, facciamo 6 anni, da 10 facciamone 6. E io le dissi: guardi che non siamo al mobilificio Aiazzone. Lei ha una mentalità da barcaiolo giuridico veramente ripugnante. Lei ha una mentalità da barcaiolo. E all'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati: dopo 4 anni di tormento ho avuto il privilegio di ridergli in faccia all'avvocato Criscuolo, che passa per persona moderata e assolutamente uomo d'ordine. È inutile che lei parli dei politici, dottor Criscuolo. I politici si sono messi a tirare il carretto della vostra magistratura associata. Si sono messi a non volere quello che il popolo vuole. Il referendum. Ma voi perderete questa battaglia. La perderete perché quando... Ma cosa dovremmo difendere? Prova a ribattere il magistrato. Scusi, non incalza Tortora, ma è la seconda volta che devo ridere. Cosa dovete difendere? Dovete difendere il cosiddetto buon nome, semplicemente la bassa nomea. Il magistrato, dottor Criscuolo, è un esperto di rinvio, è un italiano. Intanto le cose si aggiustano. Piano piano si mettono a posto, e questo è ripugnante. Punto e basta. Per molti italiani il caso Tortora è una finzione, è una barzelletta. Nessuno ha ricordato che io sono rientrato in galera 9 mesi per dimostrare la vergogna delle leggi italiane. Io sono rientrato agli arresti domiciliari dimettendomi da parlamentare europeo. Nessuno se n'è accorto. Parlano di buffonata. Mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro, ma per alcuni italiani è divertente. Dubitano perfino che io abbia il cancro. 4 anni per ammalarsi e morire, per passare dal fulgore del successo alla candela che si spegne, consumata da una tragedia non meritata, non cercata, non accettata. Sulla sua urna solo una frase: che non sia un'illusione. E invece proprio quella è stata. Enzo Tortora è morto per niente. La sua battaglia è morta insieme a lui, così coraggiosa, così disperata. Chi ha fatto il peccato vada in televisione, in una comunità residenziale, venga candidato, è una variante che ci siamo dati noi, con un sillogismo micidiale e assurdo. Che a far pagare chi sbaglia il sistema vada in pezzi. Invece è proprio in questo modo che si è sbriciolato. Questo chiedeva Tortora con voce sempre più fioca, fino all'ultimo. Ha commentato, sigaro in bocca, il magistrato scrittore, uno dei tanti, uno dei troppi, Giancarlo De Cataldo, fra gli sceneggiatori di una fiction su Tortora non troppo bene accolta dalle figlie.
La sentenza della Corte d'Appello di Napoli su cui abbiamo lavorato è anche segno, lo dico in modo forse un po' provocatorio, della tenuta del sistema della giustizia. Ciò che la giustizia toglie, la giustizia rende. Sì, ma a quale prezzo? Chiederebbe forse Tortora. Ma bisogna capire certi onnipresenti giudici un po' provocatori. Anche loro si riconoscono in un sistema, in una casta. E per sistema si può benissimo scegliere. Nel caso quella magistrale, quella degli scrittori, degli sceneggiatori, dei giornalisti militanti, dei moralisti inveterati. Tutte cose che molti giudici, troppi giudici, sembrano riunire sotto la toga, con risultati a volte discutibili. Questa è la storia di Tortora. Se io ho tempo, se no chiudo, se io ho tempo rileggo quell'articolo che riassume tutta la vicenda, perché fino adesso ho parlato con la voce indegnamente di lui. Si fa un gran parlare della miniserie di Bellocchio sul caso Tortora presentata a Venezia, se ne loda l'accuratezza scenica, la costruzione meticolosa di un'Italia a cavallo tra i 70 e gli 80, che ormai è archeologia. Va bene. Esaltiamo pure l'amarcord estetico, ma il caso Tortora fu qualcosa d'altro, fu una macchia nera dell'Italia repubblicana e garantista, che non va via, che non passa anche a rimuoverla, e non passa perché copre tutto, offende ogni ambito della vita democratica. Il suo incubo si trasformerà in formula, modo di dire vittimistico, peloso. Sono come Tortora, il mio è un nuovo caso Tortora. Non è quello che avrebbe voluto la vittima del più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro paese, come lo definì uno dei suoi rari sostenitori, Giorgio Bocca. Dal canto loro i pentiti menzogneri avranno sorte più che benevola, uno addirittura insignito del premio della libertà. Si era scatenato il cafarnao, dare addosso a Tortora era facile e in certo senso doveroso. La stampa non va per il sottile, ci sono opinionisti come la radical chic Camilla Cederna che dimostrano superficialità carognesca. Se uno viene preso in piena notte qualcosa avrà fatto, e sono gli stessi che non credono per principio alla magistratura e alle istituzioni, che firmano appelli contro lo Stato e i suoi commissari torturatori. Tortora è ligure, affabile ma spinoso, odia la volgarità del divismo. Nel privato è scostante, non frequenta. Io non ho colleghi, la parola colleghi l'ha inventata, credo, la mafia. È difficile considerare Tortora innocente, si rischia di venire contagiati dalle accuse che lo travolgono. La logica sommaria del qualcosa avrà fatto condiziona anche qualche giudice legalitario e antimafia. Il giudice ha due avvocati di prestigio, Raffaele Della Valle e il professor Dall'Ora, che nel difenderlo si identificano nel dramma del loro assistito, oltre i limiti del mandato professionale. Quando il presentatore viene riabilitato, cedono alla commozione, piangono come lui, insieme a lui. 1768 giorni dura il calvario di Enzo Tortora, dal giorno dell'arresto, 17 giugno 1983, prelevato alle 4 del mattino all'Hotel Plaza di Roma, alla fine della sua vita, 18 maggio 1988, cancro ai polmoni, nella sua casa milanese di via Piatti 8. Dopo di lui gli italiani scoprono che possono venire svegliati in qualsiasi momento da un battere alla porta in piena notte, come nei regimi di polizia, e portati via, in un incubo senza fondo, dove le spirali della vergogna e dell'impotenza sembrano non avere mai fine. Alla vigilia circola tra i cronisti di nera la voce di una retata imminente, con tanto di nome forte, uno della televisione, uno grosso, uno che sta nelle ultime lettere dell'alfabeto. Quella giusta è la T. Rintracciano Mr. T, lo avvertono, lui ironizza, ci ride sopra, riattacca e non ci pensa più. Lo vanno a prendere poche ore dopo in una stanza del Plaza di Roma. È tutto predisposto. Giornalisti e fotografi sono stati avvertiti. Gli mettono le manette, ma fa più effetto la sua faccia stravolta, stupefatta e disfatta, mentre i giornalisti scattano sui polsi e dalla folla sale la schiuma dell'odio. Pezzo di merda, figlio di puttana, ladro, pena di morte! Fioccano i pentiti che lo azzannano in un delirio di accuse folli. Ha rubato i soldi raccolti per il terremoto dell'Irpinia. Ha uno yacht comprato con i guadagni dello spaccio. Si incontra con Turatello. Pazienza e Calvi scambiando valigette di droga e dollari. Titola Il Messaggero. Tortora confessato. Quando? Dove? Nessuno difende Tortora, specie a sinistra. È considerato un reazionario, un rompicoglioni moralista. Più avanti si sarebbe detto un nazional popolare, col suo portobello strappalacrime e stracciapalle. Scriveva sulla nazione del petroliere Monti in odor di fascismo, ce n'è abbastanza per scordarsi il garantismo, che con gli amici si osserva e coi nemici si cancella. E dire che tutto nasce da una meschinità infantile,
Un detenuto del carcere di Porto Azzurro, Domenico Barbaro, spedisce alcuni centrini alla redazione di Portobello nella speranza di venderli. Non li vede mai e allora comincia a perseguitare il presentatore con letteracce scritte dal killer Pandico, perché lui è analfabeta. Un bel giorno Tortora si scoccia. Se lei continua a insistere, risponde, passerò la vicenda all'ufficio legale della RAI. I centrini non si trovano, il detenuto riceve dalla RAI un assegno di 800.000 lire, più per pietà che per altro. Barbaro e Pandico si sdebiteranno raccontando ai giudici, per bocca del secondo, che i centrini erano un nome in codice per indicare una partita di coca da 80 milioni che il presentatore si è intascato imbrogliando i compari. Sarebbe la prima prova d'accusa. I legali a difesa producono le lettere minatorie del Galeotto, ma per i magistrati a scrivere è un altro Barbaro, un omonimo. Altra prova considerata definitiva. Si trova il nome di Tortora nell'agendina di Giuseppe Puca, detto O Giappone, sicario tra i preferiti di Cutolo, ma l'agendina è della donna di Puca. Il nome scarabocchiato a mano è Tortosa, non Tortora, e corrisponde al proprietario di un deposito di bibite di Caserta. Il prefisso è 0823. Provate a chiamare, dottore. 5 mesi ci mettono i giudici. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Altro pentito, Pasquale Barra, detto O Animale, serial killer delle galere, 67 omicidi in carriera, tra cui lo squartamento di Francis Turatello, al quale mangia pezzi di cuore. È rimasto recluso fino alla morte, nel febbraio 2015, ma sotto regime privilegiato con uno speciale programma di tutela. Il più appariscente di chi lo accusa è Gianni Melluso, detto Il Bello o Cia Cia Cia. Aspetto di cialtronesca ricercatezza, da cantante di crociera. Entra ed esce da galera, ultimamente per sfruttamento della prostituzione. Da accusatore di Tortora in carcere viveva come un pascià. Amava quando voleva la fidanzata, messa incinta e sposata con 2 giornalisti come testimoni e un meraviglioso completo sartoriale di Valentino. Ammetterà Gianni Cia Cia Cia, ma solo nel 2010 in un'intervista all'Espresso. Lui non c'entrava nulla, di nulla, di nulla. L'ho distrutta a malincuore, dicendo che gli passavo pacchetti di droga, ma era l'unica via per salvarmi la pelle. Ora mi inginocchio davanti alle figlie. Supplica rispedita al mittente, resti pure in piedi. Un altro che lo accusa di spacciare droga davanti a tutti negli studi di Antenna 3 Lombardia è il pittore fallito Giuseppe Margutti. Una vita di espedienti, frustrazioni e compagnia da sottobosco, una di quelle figure squalide che però possono anche distruggerti. Anche lui, a tempo largamente scaduto, ammetterà di essersi inventato tutto per mitomania, finalizzata a raccogliere qualche soldo. Tortora passa per sodale del boss dei boss, Raffaele Cutolo, accusa che suscita ironia nello stesso supercriminale. Nel carcere dell'Asinara, dove sconta l'ergastolo, Don Raffaele incontra il presunto colpevole Tortora, nel frattempo divenuto europarlamentare. Il breve dialogo che ne consegue è surreale. Dunque io sarei il suo luogotenente, poi porge la destra. Sono onorato di stringere la mano a un innocente. La cosa non turba i magistrati che non si scomodano a disporre nessun controllo, verifica, riscontro bancario, cose che Tortora li invita espressamente a fare, o appostamento, pedinamento, intercettazione, non sono ancora di moda. E, inchiodati alle loro versioni dei pentiti, tutte fra l'altro discordanti, costruiscono il loro castello accusatorio. I sostituti procuratori italiani delle indagini a Napoli sono Lucio Di Pietro, definito O Maradona del diritto, e Felice Di Persia. Ottengono dal giudice istruttore Fontana 857 ordini di cattura con 216 errori di persona, tanto che rinviati a giudizio alla fine saranno solo 640, di cui 120 assolti già in primo grado. In appello le assoluzioni salgono 114 su 191. Il processo di primo grado si apre nell'85 e si conclude sempre nell'85, 7 mesi dopo, con il conduttore condannato a 10 anni e 50 milioni. Tortora nel frattempo è diventato deputato radicale al Parlamento europeo. Il presidente Sansone scrive un'omerica sentenza di 2000 pagine in 6 tomi, uno dei quali appositamente su Tortora, per il quale ribalta ogni logica di diritto. L'imputato non ha saputo spiegarci il perché di una congiura contro di lui, quanto a dire l'inversione dell'onere della prova. Da parte sua, il pubblico ministero Diego Marmo definisce romanticamente Tortora un uomo della notte,
ben diverso da come appariva a Portobello. Poi insinua che Tortora sia stato votato dai camorristi, ma ammette, lo sappiamo tutti purtroppo, che se cade la posizione di Enzo Tortora si scredita tutta l'istruttoria. Non sia mai. Tortora riceve una condanna inevitabile. Già eletto a Strasburgo, si dimette da eurodeputato, rinuncia all'immunità e torna in Italia per farsi arrestare. Nel frattempo ha maturato una consapevolezza nuova, l'impegno assiduo in favore dei compagni di prigionia. Ero liberale perché ho studiato, sono radicale perché ho capito. Passa ai domiciliari, ricorre in appello, non smette di combattere fino alla fine. Io sono innocente, dice ai giudici. Spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Gli credono finalmente. Il 15 settembre 86 la Corte d'Appello di Napoli sfascia mattone per mattone il castello accusatorio di primo grado, ma lui è già minato. Torna davanti agli italiani venerdì 20 febbraio 1987 con quelle pochissime memorabili parole. Dove eravamo rimasti? Ma non è più lui, la voce incrinata, il volto segnato, le lacrime sempre in agguato. Salgono dagli incubi che la notte lo scaricano ancora in cella. Lo hanno spezzato e finisce così. Nessuna commissione parlamentare per questa volta. Meglio voltar pagina e dimenticare. Ma il caso Tortora non finisce, diventa emblematico per la cifra allucinante, perché molti lo usano, perché la stessa magistratura ci ricasca troppo spesso. Da malato terminale Tortora aveva presentato una citazione per danni, 100 miliardi di lire. Il CSM archivia. Archiviato anche il referendum dell'87 sulla responsabilità civile dei magistrati. Vota il 65%, i sì sono l'80%, arriva la legge Vassalli e lo disinnesca. Nel frattempo la Cassazione ha confermato la soluzione in appello. 4 anni dopo la notte delle manette. L'ultima intervista al programma Il Testimone di Giuliano Ferrara, che rimedia una querela da 3 giudici, una querela intimidatoria. È atroce. Tortora, rantolando, ansimando, rinfaccia al magistrato Olivares la condotta processuale. Lei mi disse allora, ma sì, facciamo 6 anni, da 10 facciamone 6. E io le dissi, guardi che non siamo al mobilificio a Iazzone, lei ha una mentalità da barcaiolo giuridico veramente ripugnante. Poi non riesce più a parlare, gli manca il fiato, ha una crisi, stava già morendo. Non lo uccide il cancro è solo il cedimento del fisico a una mente straziata che non regge la vergogna dell'innocente. Restano le lettere di Tortora strazianti alla compagna Francesca Scopelliti, che l'ha raccolta in un libro di cui si è stato molto attenti a non parlare. Resta l'impegno di Tortora per i detenuti, per condizioni carcerarie umane, un impegno che non è sopravvissuto né a lui né al suo più grande sostegno, Pannella. Se volete andare a trovare Enzo Tortora, le sue ceneri riposano al cimitero monumentale di Milano, dentro una colonna di marmo. Ogni tanto c'è ancora chi lascia foglietti, immagini sacre. È capitato perfino qualcuno che chiedeva perdono. Sotto l'urna, che dietro al vetro sembra ricordare un uomo ridotto in cenere, prima ancora di morire, una frase urla la sua muta disperazione. Che non sia un'illusione. Questo è l'articolo che è comparso il 3 settembre scorso, a firma di Max Del Papa, su ilgiornaleditalia.it. Lo ritrovate cercandolo facilmente, il titolo è Ma l'eterno caso Tortora non si esaurisce in una fiction. Lo trovate facile, così come trovate, lo voglio ricordare, il monologo che Max Del Papa ci ha letto stamattina, lo trovate su Amazon. In difesa è la parola, il titolo, un monologo per Enzo Tortora. Io voglio solo dire 2 cose, Max. Ti ringrazio per aver scritto il testo, il monologo che ci hai letto, l'articolo che ci hai letto. Ti ringrazio da lettore e da cittadino e ti ringrazio per averli entrambi portati qui dal vivo con la tua voce. Grazie, Max. Grazie a tutti voi. Saluto anche tutti quelli che hanno scritto messaggi che adesso non citiamo perché ci salutiamo qua. E credo che si possa dire che questa vicenda qui non sarà mai sopita perché non è stata mai tratta nessuna lezione dalla vicenda Tortora in nessun campo di quelli che abbiamo citato qui, che sono quello giudiziario, quello giornalistico, quello umano, morale e politico e anche legislativo, perché alla fine niente di buono è venuto da quella vicenda lì. Rimane la figura di una persona che ha avuto, come tu hai rimarcato, credo, il dono di essere una persona libera e di essere un individuo. Grazie, Max. Grazie a tutti voi. Avete ascoltato